Buon pomeriggio. Siamo molto lieti di darvi il benvenuto qui oggi, domenica 24 settembre, all'eccezionale concerto dal titolo Chiviria, che sigla la chiusura del 19° Festival Organistico di San Michele Arcangelo, edizione 2023. Prima di addentrarci nel vivo del concerto, porgiamo i doverosi ringraziamenti per il fondamentale supporto datoci dalla parrocchia di Salsa che ci ospita, specialmente a Don Graziano De Nardo, all'amministrazione comunale di Vittorio Veneto e in particolare all'assessore dalla cultura Antonella Udiana che abbiamo qui presente, alla prestigiosa associazione Giuseppe Serassi, al Lions Club di Vittorio Veneto e la sua presidente Alberta Pianca. Ringraziamo anche la direttrice artistica Milly Fullin e ad altri esercenti e collaboratori, in particolare Stefano Maso e Michele Baccichetto. Non possiamo non nominare anche i ragazzi che vi accolgono ormai da 4 anni, sempre così solari e sorridenti, e sono Federico Dalmas e Jasmine Zanette. Non ultima la tenda TV che ci segue assiduamente e a tutti coloro che a vario titolo hanno dato un sostegno concreto alla realizzazione dei concerti e che troverete comunque dettagliati nei libretti con i programmi di sala. Inviterei per un breve intervento Don Graziano De Nardo. Buonasera a tutti, la nostra parrocchia di San Michele Salsa è contenta, onorata di poter ospitare e incoraggiare questo appuntamento del Festival Organistico annuale e siamo grati in modo particolare alla professoressa Milly Fullin e a tutti i collaboratori che organizzano e ancor prima la nostra riconoscenza alla professoressa Fontebasso che ha dato origine, ha voluto, desiderato, promosso questi appuntamenti belli nel tempo. Già da tempo. Una coincidenza, quest'oggi aprendo un giornale locale si è aperta questa pagina, l'ultimo organaro di Venezia, e mi permetto di leggervi qualche passo. L'ultimo organaro di Venezia, Pasquale Ferrari, 68 anni. Ormai faccio tutto da solo, anche i lavori che prima affidavo ad altri artigiani. A Venezia hanno chiuso tutti bottega. Ho imparato a costruire da solo tutti i pezzi che compongono un organo, dice. Tutto è cominciato, fa riferimento alla sua passione, tutto è cominciato con la mia attrazione per la musica e la meccanica. Fin da giovane seguivo il lavoro degli organari che venivano a Venezia per riparare gli strumenti. Poi ho cominciato come apprendista. Il primo organo su cui ho lavorato è quello della chiesa di San Samuele. Cercavo di imparare il più possibile, andavo nelle ditte specializzate. Ho lavorato 3 anni in Austria. Un riferimento ai giovani, fa. I giovani d'oggi cercano soddisfazioni immediate e preferiscono evitare i sacrifici. Almeno queste sono le mie esperienze. Vengono, imparano qualcosa, ma poi se ne vanno. E di sé dice: per ora non ho intenzione di smettere, il lavoro non manca, io mi diverto ancora. Ho raccolto numerose soddisfazioni perché con il tempo ho imparato a costruire gli organi, non solo a ripararli. È un lavoro lungo e delicato, ma quando arrivi alla conclusione la gioia è immensa, la gratificazione più bella. La nascita di un organo, dice, è come un parto dalla lunga gestazione, ma quando è ultimato è una grande gioia. Io l'ho provata più volte. Ho costruito organi in varie chiese d'Italia. Ricordo con emozione quello nella chiesa di San Michele a Vittorio Veneto.
par bello, ecco, sentire questa nostra partecipazione alla passione di chi gli organi li costruisce, questo nostro di chi l'ha tanto voluto e allora grazie a questo c'è, alle mani sue che l'hanno costruito. E un pensiero va ai giovani, perché effettivamente tocca a loro continuare, sia costruire l'arte, la passione di farli, sia di suonare, di dar voce alla tradizione organistica e corale, come sentiremo ancora questa sera. È stato bello che fossero quasi sempre giovani, mi pare, all'organo. È un buon auspicio e questo è il nostro più grande desiderio, che i nostri giovani possano amare e continuare tutto questo. Grazie. Vorrei anche rivolgere un ringraziamento veramente sentito al signor Pierluigi Tommasi per averci messo in contatto con questo gruppo francese, l'Ensemble Marani, e in seguito sarà infatti lui a dettagliare la scaletta dei brani. Oggi abbiamo l'immenso onore di ospitare il prestigioso coro l'Ensemble Marani, proveniente dalla Francia, composto da coristi per lo più georgiani. Ieri sera il coro si è esibito nel santuario di San Vittore Corona a Feltre. Il coro è stato fondato da Frank Kane nel 1993 e si è distinto nel 2016 per decreto del Ministero della Cultura della Georgia come miglior gruppo di polifonia georgiana all'estero. È un coro maschile che si consacra all'interpretazione del vasto repertorio di canti tradizionali a cappella, sacri e profani, provenienti dalle diverse regioni del paese caucasico. L'Ensemble Marani si esibisce regolarmente a Parigi ed è stato invitato a partecipare a numerosi festival in Europa. L'Ensemble Marani verrà affiancato da un organista d'eccezione, Odile Jutin. Organista, pianista, clavicembalista, ha studiato musica presso il Conservatoire National Supérieur de Musique di Parigi, dove ha vinto il premio in scrittura musicale, contrappunto, fuga, organo e improvvisazione. Dal 2006 è organista titolare nella cattedrale di Évreux in Normandia. Dottore in musicologia, ha insegnato presso l'Università di Sorbona di Parigi, di Lille, Saint-Étienne ed Évry fino al 2019. Presente per 14 anni in qualità di esperta nella Commission nationale des monuments historiques per la protezione del patrimonio organistico storico. Attualmente è anche membro della direzione dell'Associazione Nazionale Organ France. Come sempre rimandiamo comunque l'approfondimento dei curriculum ai libretti di sala. Ed ora, con un applauso, invito l'Ensemble Marani a raggiungerci.
tutti, grazie della vostra presenza così numerosa. Allora cercherò di essere brevissimo per lasciare spazio più al canto. Allora il canto iniziale, Zmindor Merto, viene dalle alte montagne della Georgia, 5.000 metri. Il testo dice, è il Trisagion, in greco il 3 volte santo, lo dico in latino, Sanctus Deus, Sanctus Immortalis, Sanctus Fortis, Miserere Nobis. È molto cantato nella liturgia ortodossa georgiana e questo viene appunto dalle alte montagne della Georgia. Il secondo canto si canta in diversissime occasioni anche a tavola per augurare lunga vita. Mraval Jamier vuol dire lunga vita e viene dall'est della Georgia, dove il canto è più melismatico. C'è un bordone mobile, come avete sentito, e 2 solisti che improvvisano sul bordone. Adesso andiamo a sentire tutto un ciclo di canti di Natale, cominciando con Alilo. Alilo è la contrazione della parola in ebraico Alleluia, vernacolare diventa Alilo. Ci sono tantissime varianti, questo viene dalla regione della Mengrelia, l'ovest della Georgia. E poi avremo 3 canti di Natale, Shobasheni, che vuol dire la tua nascita è qualcosa di incorruttibile e tu, Vergine Maria, sii felice perché hai dato nascita a colui che è disceso su terra, è diventato uomo di carne, si è fatto uomo di carne per salvarci. Questo è il testo. E mi fermo perché... Christmas.
Adesso facciamo 4 canti del ciclo di Pasqua liturgici che vengono cantati nella settimana di Pasqua e soprattutto nel giorno di Pasqua della Resurrezione. Il primo è Agdomas, non spiegherò tutti i testi, solamente qualche piccolo. Allora, Agdomas Hashensa, Agdomas è la resurrezione, quindi Agdomas Hashensa è la tua resurrezione, Signore. Alla tua resurrezione gli angeli in cielo cantano e noi sulla terra con cuore puro cantiamo insieme con gli angeli. Questo dice. Poi c'è Angelosi Garadebs,
gli angeli profetizzano, il Cristo è nato, rallegratevi sulla terra. Poi Ganatli, rallegrati Gerusalemme, nuova Gerusalemme, Sion, perché il Signore è nato. Molto in breve dopo Dagazzatù, il Cristo è disceso negli inferi e attraverso la sua morte ha ridato la vita a quelli che erano morti e la speranza della risurrezione a noi. Ecco.
due canti che avete sentito sono due inni a Maria. Il primo, Ptis Shobelo, è uno degli epiteti attribuiti alla Vergine, vuol dire tu, colei che ha donato la nascita ai natali a Gesù. Il secondo invece è un poema del XII secolo, scritto da un re di Georgia, Demetrio I, e il testo dice: tu sei, ovviamente Maria, come la vigna che è appena sbocciata, un bocciolo che è appena sbocciato nell'Eden, nulla è al di sopra di te e tu sei come un sole splendente che manda bagliori. Questo è il testo. E adesso i canti che faremo, ci sarà un solo di uno strumento che si chiama in Georgia, oltre ad avere la musica georgiana è prettamente polifonica, però hanno anche degli strumenti tradizionali, diversi strumenti, non sto qui a descriverli perché non c'è tempo. Questo è un liuto a 3 corde che si chiama panduri e che viene dall'est della Georgia, e sentiremo un solo di panduri. Poi ci sarà zinskaro, un canto che viene dall'est, bordone praticamente fisso, 2 note, e i solisti cantano. Il testo dice: scendevo dalla montagna e mi sono avvicinato a una fonte, c'era una donna con una anfora che stava andando al pozzo, gli ho rivolto la parola e lei si è girata, offesa, e è partita. Il testo non dice cosa quest'uomo abbia detto, comunque lei è partita. E poi avremo, per terminare, dopo non parlo più, abbiamo Hinskala, abbiamo dei canti, ecco, in Georgia hanno anche dei canti. Questa sera non ne faremo purtroppo perché manca uno dei solisti, dei canti a doppio coro che sono veramente, che servivano ad accompagnare il lavoro dei campi. E quindi faremo dopo un canto di viaggio, poi c'è Jvari Zinasa, Jvari è la croce, e è un canto che veniva cantato nelle montagne per accompagnare il rito nuziale. E poi abbiamo Hassan Begura. Hassan Begura è un canto a doppio coro, trio e tutti. La storia che racconta è quella di Hassan Beg, che era georgiano e passa nel campo dei turchi e quindi viene ucciso in battaglia, ma il fratello, per rispetto dei legami familiari, lo va a seppellire. Ecco. La Georgia è sempre stata invasa da tutti, dai turchi, dagli arabi e all'inizio i romani, ma non si sa cosa abbiano combinato. Invece quelli che sono venuti dopo ne hanno combinato di tutti i colori. Per esempio i persiani hanno deportato una cosa come 100.000 persone in Persia, li mettevano alla frontiera per difendere la frontiera. Siccome i georgiani erano dei guerrieri, li hanno deportati 100.000. E poi ci sono stati i mongoli nel XIII secolo che hanno distrutto tutto, anche i manoscritti. I mongoli è stata una cosa devastante. E dopo alla fine sono arrivati i russi, grandi, E quindi nell'Ottocento sono arrivati per difenderli dai turchi e si sono stabiliti lì. La terra piaceva a loro, c'era il mare, c'era le montagne, quindi sono rimasti là. E anche dopo, voi la storia la conoscete meglio di me. Ecco.
posso che ringraziare calorosamente, insieme a voi credo, la direzione artistica del Festival Organistico di Salsa, nella figura di Milly Fullin, che insieme e con il contributo di Elena Modena sono riuscite a portare qui a Vittorio Veneto, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Salsa, una musica così incredibile, così speciale, così unica, davvero un'occasione unica per ascoltare un qualche cosa che è molto lontano da noi, ma che entra direttamente nei nostri cuori. Una musica, tra l'altro, un patrimonio musicale tutelato come bene immateriale dall'UNESCO. Io sono davvero molto felice di aver ascoltato questa ensemble, perché credo che io sono stata arricchita personalmente di sonorità nuove e diverse, ma credo che abbia arricchito anche tutti quanti noi. Grazie. Invitiamo l'organista Odile Jutin, il coro, grazie a voi pubblico della presenza. E eccola, un applauso anche all'organista. Adesso l'assessore Antonella Uliana consegnerà un ricordo a nome dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto ai componenti. Pierluigi Tommasi, prego. Io consegnerò un omaggio floreale all'eccellente organista Odile Jutin, prego. Pronto. Volevo ringraziare tutti i presenti di essere venuti qui questa sera a Vittorio, di esservi spostati, magari una giornata così di sole dove si va al mare, e volevo ringraziare la professoressa Maria Fontebasso, che è all'origine di questo festival e che è sempre qui con noi. Allora vi aspettiamo il prossimo anno con delle bellissime novità, vi ringraziamo ancora della presenza e ci vediamo il prossimo anno.